Sarà dura oggi. Sarà dura, ma noi perseveriamo. Monetina? Monetina. Monetina. Non so cosa, ma una monetina. Amici followers, Ma soprattutto amiche. amici. Allora, stiamo tamizzando, come si dice in gergo dialettale, ma lo dirò in italiano, no, socio. Spazzolando. Spazzolando su questo campo nuovo oggi. Vediamo cosa ci darà. E intanto vi ringraziamo perché siamo arrivati quasi a 700 iscritti. Continuate così che noi ci fa molto piacere. Abbiamo visto che tantissimi guardate il nostro video ma non siete iscritti. Non vi costa niente. Iscrivetevi che a noi serve Tantissimo. un tantissimo. Tantissimo. Va bene, cominciamo. Un terreno incolto, con l'erba un po' alta, però riusciamo lo stesso un po' a spazzolare, vedere cosa ci riserva questo campo. Devono aver coltivato qua del frumento, del grano inteso non come soldi, ma del frumento del grano. Vedete che scavicchiamo. È già tirato fuori. Sento la mirino. Vediamo un po'. No. Un reperto bellico, no? Ah, non penso proprio. Cos'è? Parte il vatto. Un tappo. Niente. Sarà dura oggi. Sarà dura, ma noi perseveriamo. Un altro segnale. Vediamo che la terra viene via anche Molto bene. abbastanza bene, sì, oggi. È un altro lamirino? No. Su, un po' più su, ecco. No, è qua. E cosa abbiamo trovato? Dai una pulita. Sì, logicamente non stiamo usando la spazzola. Che bello, ragazzi. Che roba. Un joker, un giullare. Un giullare. Col paccetto, dai, Bello, col paccetto, molto bello. Piano piano che non roviniamo, ci siamo dimenticati lo spazzolino. Usiamo la spazzolona. Guardate che bello, ragazzi. Sembra un gnomo o qualcosa che portava. Bel soldatino, molto bello. Bel ritrovamento. Sì, hanno trovato deve essere qualcosa di qualche vaso, stoviglia, di qualche pezzo di argenteria, tipo sai che vengono messe sopra. Sì, molto bello. Contenti? Col paccetto? Col paccetto. Diamo nella scatolina. Ah, sì. Col paccetto. Ecco qua. Il primo pezzo. Primo pezzo della scatolina di oggi. Chissà che si riempia. Scavicchia. Se l'ho visto anch'io. Che roba. Un ferro di cavallo. Ah, che culo. No, andava ai piedi. Scusa. Niente. Porta fortuna. Porta fortuna, sì. Ferro di cavallo, ragazzi. Molto bello, Sì. Questo mi sa che dentro la scatolina non ci sta. No. Questo sai che ferro di cavallo porta fortuna. Esatto, ma tocchiamo, socio, tocca, bravissimo socio. Boh, mettiamo via. Sì, quello non ci sta dentro la scatolina. No. Dovremmo prendere una scatolina così, una valigia. Abbiamo scavato. No, l'hai tirata fuori. L'hai tirata fuori. Oh, ecco qua. Vedo Vai. qualcosa. Vai, cos'è? Vedo qualcosa. Monetina? Monetina. Non so cosa, ma una monetina. Sembra microscopica. Sì, sembra un centesimo. Però un liscione. Non so, adesso dai una piccola pulita, poi prendo la telecamera più grande che si vede meglio. Secondo me è un liscione, un po' liscia. Vabbè, proviamo. Gliel'ho messa qua, leggete un centesimo, sembra 1900 se non erro. Eccolo là, infatti, sì. 1900. E questa è la testina. Molto bella, si vede anche bene. Sì. Questa molto la ripuliremo. Molto bella. E poi vediamo, giriamo ancora, socio? Opla. Ok. Lei farà il fermo immagine, come da tecnico del suono e dell'audio, del video e del tecnico, insomma. Mettiamo via, socio? Mettiamo via. Mettiamo in saccoccia assieme al nostro soldatino giullare, oserei dire, no? Sì. Mettiamo anche la monetina e via alla ricerca ancora. Abbiamo avuto un suonetto qua, un suonetto. Socio? La vedo io da qua. Socio, hai visto? Sì. Aspetta. Non la vedo più, però l'ho vista. L'ho vista, ma non la vedo più. L'ho vista, se prendi forse il point. Sembrava una moneta. Una cosa tonda sicura. Sì. Ma l'ho vista venire fuori e l'ho vista anche cadere, l'ho vista. Che bella! Che bella! Un penny, one penny 1914. Ma che strano. con buco al centro e liscia.
Guarda che spettacolo però. Bella? È meravigliosa però Ma questa, come- ma non capisco. Non so, una cosa strana, diciamo questo Il foro foro al al centro. centro. E di E passare liscia di qua. Se qualcuno di voi amici ha qualche idea di cosa, di Possa cos'è, essere. cosa possa essere, ce lo scrivete per cortesia, tanto noi faremo delle ricerche. Però, socio, Colpaccione! colpaccione? No, colpacito, colpaccione. Mamma mia, che spettacolo. Bah. Boh, Che bella grande. vedete che è liscia? È molto liscia dietro, Sì. sembra levigata. E di qua ha un penny con sto foro in mezzo qua. Ma se avete qualche idea, tanto mettiamo via, perché colpaccione questo qua, colpaccione. Mi dica. No, sono un po' stranito, perché non ho mai visto una roba del genere. Ah, Nel proprio senso, stranito, proprio estraneo. strana questa cosa. Cosa? Sembra un penny inglese, perché un penny inglese 1914 C'è anche l'anno. con un Però foro questo così. foro. Però segnava silver, quindi È un argento. attimo studiare, analizzare, ricercare. Socio, abbiamo fatto questa buchina, si segnalava un qualcosa di strano. Allora, perso, abbiamo tirato fuori. Sì, è qua. Qua, Ecco qua. Cos'è? Cos'è? Un pezzo di metallo. Ah! un cucchiaino, Guarda che bello. Aspetta, Bello. dagli una una pulitina. mezza spazzolatina. Bello. Eccola qua. Bello, guardate. Un po' attorcigliato. Un po' alla Dalì. Sì, alla ma Salvador Dalì. esatto. Poi ancora, diciamo, Sì, andare, sì. andare a prendere qualcosa da mangiare. Sì, Scaldarlo un po' e vedere se lo raddrizziamo senza ovviamente Anche perché peccato è intero. romperlo. Eccolo qua, ragazzi. Bello. Bello. Un altro colpacetto. Un altro colpacetto solo da casa. E bevo la medicina. Li sciropetto. Cosa abbiamo qui? A vista, vedi. Un Un altro pezzo di gancio. gancio. Sì. Vedi? Sì. Qua qualcosa c'era a livello militare, Poi anche notare anche cosa abbiamo trovato. Sì. Strada facendo. Vedete che dicevamo che c'era. Questa è una spoletta di una bomba. Questo è sempre un pezzo vecchio di qualcosa. Questo è un piombino. Che dopo E questa è una rotellina da tenda, da campeggio. un'altra È spolettina. un'altra spolettina, vedete? Spolettine delle bombe. Quindi senz'altro questa era. Questo mi interessa, che anche prima ti ho detto. È molto probabilmente è un sigillo dell'epoca Adesso lo riprendo anche da italiana. vicino. Però vedete che qua c'era un campo forse tedesco o un campo italiano di guerra sempre. Cosa abbiamo trovato adesso? Purtroppo, vedete, ha rotto. Non romperlo. Ma è rotto. Cioè nel senso si leva, vedi. Ah, Si leva, è rotto, Peccato. però giriamo. Eccolo qua. Questo è un bottone della Regia Marina. molto bello. Esatto. Però peccato che una zappata. ha preso una zappata o. Però dai, lo mettiamo via tanto per avere un bel ricordo. Però sì, sta zona qui, militare. sta fetta qua, sì. Questo non riesco a capire. Forse sai cosa? Questo era un penny portafortuna in Inghilterra, loro. Sì, però avresti fatto il foro nella parte alta per appenderlo. Per appenderlo. Centro. Oh, vedremo dai. Molto interessante però, mi lascia Sì. un po' pensieroso sto Basito. penny. Sì, perché non riesco a trovargli una collocazione. una locazione, bravissimo. Una collocazione, Mi hai- una Una spazio temporale. Ah, Ci vorrebbe la macchina di ritorno al futuro. lo vedremo. È in pelle, è vero. Semipelle, Sì, non tanto nuovissimo, però o di qualche giacca di qualche contadino, roba del genere. sì, i contadini venivano a arare con le giacche. O no? Ne ho visti anche arare smoking. È Gino Ua. Gino Con- Zozzone. Conoscevo Gino Zozzone che veniva a arare giacca e cravatta, con la fifì. Sì. Però ragazzi, bottone di pelle. Semipelle. Semipelle. Sembra pelle. Sembra. Un bottone in sembra pelle. Sembra. Non tutto quello che è sottoterra. Sì. Peccato, socio, questa era una bella Bella votivetta. votiva, sì. Peccato e ancora peccato, perché era una bella votivetta questa qua. Grande, vedi. Sì. Adesso proveremo a casa a ripulirla. Vedi, è liscia ma si intravede la Madonna o qualcosa, vedi la testa. Peccato,
Peccato, un pezzo di votivetta. Bella. Bella, bella. Giriamo. Ecco qua. Vabbè, Molto bella. è molto Peccato. È molto peccato. Peccato, sì. Molto Poi peccato secondo me perché le superficie così... ha subito gli agenti atmosferici, Sì, la sì. pioggia, il freddo, l'ha consumata proprio. Poi era in alluminio e quindi molto Quella probabilmente... salsedine che c'è qui sì, sì. Però, dai, si sta riempiendo. sì. Abbiamo trovato questo. Sì, 10 secondi fa l'ho trovato io. 5 centesimi di scale, cioè 5 centimetri più in là, abbiamo trovato questo pezzo qua. E abbiamo detto, sarà? Sarà ed è... Sì. Ed è. Vedete? Ed è tutto il pezzo. Eccolo qua. Guardate che spettacolo. Siamo riusciti a formare Quasi cucchiaio. quasi cucchiaio. Spazzolavamo così per tornare alla macchina perché abbiamo finito. E mi dà un suono. Non l'abbiamo toccata, cioè nel senso è venuta fuori da sola. Credo siano i 5 lire, 10 lire, perché è tenuta malissimo. Proviamo anzi, spegni la telecamera che così non vede che spazzoliamo con questa spazzola, spegni. Allora, questa è 10 centesimi di lira con la spiga, vedete, in alluminio. Si vede anche, vedete sì, la spiga, si vede questo pezzettino qua di spiga, Sì. vedete? E vedremo di che anno è, se riusciamo a pulirlo, perché è presa assai male. Ci diamo. Vedi? È presa, qua dovrebbe esserci l'aratro. Qua l'aratro. Sì, ecco qua, sì, lo vedo. E qui c'è una scrittina, vedi qua. Amici follower, Ma soprattutto amici. amici che ci seguite, oggi abbiamo finito la nostra spazzolata sabodicale, domenicale, sabodicale. Abbiamo finito, abbiamo trovato delle belle cosine. Mi lascia, sai cosa, un po' perplesso quella moneta del penny. Se avete qualche notizia, qualche informazione in più di noi, ovviamente ce lo scrivete nei commenti. Noi chiederemo ai nostri tecnici, E noi ci chiederemo. diano qualche informazione. Intanto vi mostriamo cosa abbiamo trovato oggi. Cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato? Adesso lo vediamo subito. Scatolettina magica. Abbiamo trovato sempre questo penny, che non sappiamo se cos'è. In realtà mi lascia un po' perplesso, perché se è veramente un penny d'argento è un colpaccio. Però con questa levigatura dietro e con il buco al centro non saprei dirvi cosa si tratta. 10 centesimi di lira. Questo giullare bellissimo, vedete? Molto bello, ci è piaciuto parecchio. Poi lo ripuliremo. La mezza votivetta, il bottone scassato, l'altro bottone in semipelle che sarà semipelle, non lo sappiamo, vediamo, e l'1 di Vittorio Emanuele. La votivina qua mezza rovinata, purtroppo, peccato, perché era una bella votivina in alluminio. Cosa diciamo? Una cosa sola: Iscrivetevi al canale. iscrivetevi al canale, se vi piacciono i nostri video mettete mi piace. Vediamo che in tantissimi vedete i nostri video ma non vi iscrivete. A noi serve tantissimo, quindi bisogna arrivare a 1000, siamo quasi a 700. Andare sulla nostra pagina YouTube, cliccare iscriviti. Oppure direttamente sul video, Esatto. in basso, a destra. Esatto. E con questo ci salutiamo. Vi ricordiamo sempre Che ci troviamo sempre domenica alle 13:30 su YouTube. Ciao!